Assessore, ecco, con l'occasione qualche scintilla in casa Akragas durante la recente conferenza stampa. Cos'è successo e quale sarà il futuro e i rapporti fra il comune di Agrigento e la Akragas Calcio? Assolutamente nessuna scintilla, se non l'occasione di chiarire anche alcuni punti e le posizioni dell'amministrazione e della società. L'altro giorno io mi sono recato, come ritenevo essere doveroso, mi sono recato alla conferenza stampa convocata dal Presidente Deni, ho partecipato a quella conferenza dove il Presidente ha illustrato chiaramente i progetti innanzitutto societari e poi ha fatto riferimento all'amministrazione comunale, a quello che potrebbe fare l'amministrazione per questa squadra. Noi abbiamo da subito, io ho risposto con quello che è stata la nostra azione amministrativa da quando ci siamo insediati a questa parte riguardo l'attenzione allo Stadio del Seneto, quindi abbiamo parlato del progetto dell'impianto di illuminazione che è stato presentato e che quindi abbiamo finalmente la possibilità, speriamo al più breve tempo possibile, di essere finanziato, perché i fondi ci sono, ma c'è anche il progetto oggi, quindi abbiamo veramente la possibilità a breve di avere qualche riscontro positivo. Per quanto riguarda la gestione dello stadio, noi abbiamo sin da subito dato all'Akragas, innanzitutto in quanto prima squadra, le chiavi dello stadio e così simbolicamente parlando, dando la possibilità di allenarsi, di disputare le partite di casa e tutto quello che serva per avere una struttura sportiva. Per quanto riguarda l'affidamento che la società chiede da tempo, l'amministrazione, fatte le dovute valutazioni, perché ripeto, lo ribadisco, il comune non è un comune che vuole esternalizzare tutti gli impianti se non portarli a reddito, e nel caso in cui constatiamo la necessità di esternalizzare il servizio procederemo al bando di gara. È questa la strada che evidentemente dobbiamo intraprendere e lo faremo a breve, quindi a giorni ci sarà possibilmente già l'avvio di un avviso di una manifestazione di interesse per fare una gara per gestire lo stadio, che deve seguire i principi secondo il decreto 50 del 2016 che prevede una gara ad evidenza pubblica.